buongiorno e benvenuti a TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Femminicidio alla zona industriale di Catania, fermato l'uomo che ha investito con l'auto la moglie che è rimasta ferita e ha ucciso l'amica della donna. L'uomo ha chiamato la polizia e ha confessato. Sparatoria al Librino, giovane ferito con un colpo all'addome, viene escluso, lo scenario mafioso si indaga sulla sfera personale. Ballottaggi, siciliani alle urne a Siracusa, a Cireale, Aci Sant'Antonio e Piazza Armerina. Si vota oggi e domani per eleggere i sindaci. A Palermo i rincari coinvolgono anche i mercatini storici. La città negli ultimi mesi è seconda in Italia per l'aumento dei prezzi. Beach soccer, il Catania raggiunge la finale di Coppa Italia, sconfitto il Città di Milano nell'ultimo atto, rossazzurri in gara oggi contro il Pisa. Di nuovo bentrovati, apriamo dunque con il femminicidio nella zona industriale di Catania. Fermato con l'accusa di omicidio e tentato omicidio aggravati Piero Maurizio Nasca, il 52enne che ha travolto con l'auto la moglie rimasta ferita e un'amica della donna morta sul posto. Emanuela Corsi. È stato fermato con l'accusa di omicidio e tentato omicidio aggravati Piero Maurizio Nasca, il 52enne che ha travolto con l'auto la moglie rimasta ferita e un'amica della donna, morta invece sul posto. Sarebbe proprio l'amica l'obiettivo principale di quello che inizialmente era sembrato un incidente avvenuto nella zona industriale di Catania e che invece è l'ennesimo caso di femminicidio. Nell'ottava strada della zona industriale sono le 12 circa, quando un'auto investe le due donne che si trovano nei pressi di una casa di cura. La vittima di 69 anni si chiama Cettina De Bormida, per gli amici Cetti, come si fa chiamare sui social. La donna, originaria di Centuri, Penellennese, si trovava in compagnia di Anna Longo, moglie di Nasca. Secondo la ricostruzione della procura, Cetti De Bormida sarebbe stata colpevole di aver tentato di convincere l'amica a lasciare il marito. Nasca infatti ha processo per violenze sulla consorte. L'uomo, che in passato era stato denunciato anche per reati contro il patrimonio, era stato sottoposto nel 2018 all'ammonizione da parte del questore. Nonostante ciò, la moglie sembrava volersi riavvicinare a lui. Ma la presenza di quell'amica stava diventando forse troppo ingombrante per l'uomo e potrebbe essere stata la scintilla del folle gesto. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini della zona che hanno chiamato il 112. Successivamente è stato lo stesso Nasca, rimasto fermo in auto, a chiamare la polizia per consegnarsi e confessare. L'uomo, quando è stato bloccato dagli agenti delle volanti, era sotto shock. Sotto shock anche la moglie di Nasca, che è ricoverata all'ospedale San Marco di Catania, non in pericolo di vita. La donna ha parlato con gli agenti di polizia intervenuti sul posto prima di essere portata in ospedale con un'ambulanza del 118. Mi sono innervosito quando le ho viste andare via a piedi, ho accelerato e le ho investite. Sono queste le parole con le quali Piero Maurizio Nasca ha confessato l'omicidio. Ieri mattina davanti alla sede di una clinica specializzata in riabilitazione psichiatrica nella zona industriale di Catania, l'uomo avrebbe cercato di convincere la moglie a tornare a casa con lui. Lei si sarebbe rifiutata e sostenuta dall'amica sarebbe andata via a piedi con lei. Nasca quindi si sarebbe innervosito, come ha raccontato, e le ha appunto travolte. Ancora nel catanese, per parlare di una sparatoria a Librino, un giovane è stato ferito a colpi d'arma da fuoco in viale Bummacaro. Le indagini dei carabinieri escludono legami con la criminalità organizzata, si indaga sulla sfera personale. Tonino De Mana. Il profilo del ferito, incensurato, lascia pensare che il fatto non sia legato alla criminalità organizzata, ma ad un episodio riconducibile a dissidi di natura privata. Si muovono in questa direzione i carabinieri di Catania, che stanno indagando sulla sparatoria avvenuta ieri sera nel quartiere di Librino. Erano da poco trascorse le 23 quando un ragazzo di 21 anni è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco mentre si trovava sul viale Bummacaro all'altezza del Civico 6. Il giovane, trasportato d'urgenza con un'ambulanza del 118 al vicino ospedale San Marco, si trova ora ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento chirurgico resosi necessario per asportare la milza. Un solo il proiettile sparato che lo ha colpito all'addome dopo aver perforato il braccio. Non è ancora chiaro il momento del grave fatto di sangue, con i carabinieri della compagnia di Fontanarossa che stanno scandagliando la sfera personale del giovane. L'unica certezza degli investigatori è che il 21enne non apparterrebbe ad alcun sodalizio criminale.
L'ennesima sparatoria a Catania ripropone il tema della sicurezza. Proprio ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi aveva partecipato ad una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocata dal prefetto Maria Carmela Librizzi e da cui ha preso parte anche il neosindaco trentino, assicurando maggiori risorse in termini di uomini e mezzi per il presidio del territorio. La pagina politica, elettori alle urne, dalle 7 di oggi nei 4 comuni che non sono riusciti ad eleggere il sindaco al primo turno. Si vota a Siracusa, Acireale e Aci Sant'Antonio nel Catanese e Piazza Armerina nell'Ennese, il servizio di Maglio Viola. Siciliani chiamati nuovamente alle urne domenica 11 e lunedì 12 giugno, ma solo in 4 comuni dove sarà necessario il ballottaggio per eleggere il sindaco. Si tratta di un capoluogo di provincia, Siracusa, 2 comuni del Catanese, Acireale e Aci Sant'Antonio, e uno dell'Ennese, Piazza Armerina. A Siracusa tornano a duellare Ferdinando Messina con le sue 7 liste, tra cui DC, MPA, Lega e Fratelli d'Italia, e Francesco Italia, sindaco uscente, fermo al 23%, con 4 liste civiche. Qui il clima è ad alta tensione, gli apparentamenti che sembravano ovvi sono saltati e sono volate anche parole grosse. Intanto Giancarlo Garozzo, uno dei candidati sindaco rimasti fuori al primo turno, ha realizzato una doppietta. Da un lato la sua lista, fuori sistema da Siracusa, si è apparentata con il candidato sindaco del centrodestra Ferdinando Messina. Dall'altro in questo modo ha bloccato il premio di maggioranza al sindaco uscente Italia qualora quest'ultimo riuscisse a vincere il ballottaggio. 2 i comuni del Catanese. Si tratta di Acireale, dove si dovrà decidere tra Roberto Barbagallo, 8 liste civiche e il 34%, e Nino Garozzo, 5 liste con Fratelli d'Italia, Sud chiama Nord, Lega e DC col 26%. Prima l'Italia Lega, qui è il primo partito con oltre il 10% al primo turno. Il secondo comune è Aci Sant'Antonio, dove si sfideranno nuovamente Quintino Rocca e Giuseppe Santamaria. Il primo con 4 liste civiche che ha conquistato il 33% dei voti. Il secondo ha 5 liste con DC e Forza Italia e si è fermato al 30%. In provincia di Enna al ballottaggio soltanto Piazza Armerina, dove la vicenda è uno scontro interno in casa centrodestra, ma con incursione degli uomini di De Luca. Gli abitanti dovranno decidere chi sarà il prossimo sindaco tra Nino Cammarata, arrivato al 32% con 3 liste sostenuto da UDC e Fratelli d'Italia, e Massimo Di Seri, anche lui con 3 liste con DC, Forza Italia e Sud chiama Nord. Quest'ultimo spinto però anche da Forza Italia, che si afferma come primo partito con più del 15% dei consensi. Palermo è fra le città in Italia in cui i rincari sono stati maggiori. L'inflazione nel capoluogo siciliano continua a salire e non si riesce a risparmiare neppure nei mercati storici. Marco Gulla. Aiuto al mercato a cattare un po' di cifre. La Sicilia continua a rimanere sotto il gioco dell'inflazione. Nell'isola l'aumento dei prezzi al consumo non smette di aggredire i portafogli delle famiglie siciliane. Palermo è la seconda città più cara d'Italia per i rincari degli ultimi mesi. Così siamo andati in uno dei mercati storici del capoluogo siciliano, quello del Capo, che fino a qualche anno fa era un'oasi del risparmio e che invece adesso ha dovuto rimodulare i prezzi. I primi ci ha danneggiato. I primi. Purtroppo al mercato è troppo caro la roba. La gente che dice? Si lamenta perché è caro. Purtroppo questa. I rincari sono ovunque ormai. Ormai il problema è che non si è capito cosa sta succedendo, perché in realtà credo che ci sia un problema a monte. Cioè il problema secondo me parte dal fornitore iniziale, dall'industria, dai supermercati soprattutto, perché la distribuzione moderna oggi cerca di mantenere più o meno il prezzo, ma in realtà non ce la fanno, anche perché loro devono rispettare i loro margini. Molti turisti, pochi cittadini. I mercati storici di Palermo soffrono l'aumento dei prezzi. Praticamente il mercato in se stesso sta morendo. È diventato qua una zona di street food e si vende solo questo. Gli altri prodotti siamo in via di estensione qua, i veri, quelli che facciamo in mercato. Sempre meno palermitani si vede. Sì, certo, sempre meno palermitani e tutti i turisti, come lei ben può vedere. Il mercato del Capo poi è abbastanza caro rispetto per esempio al mercato di Ballarò, è molto più economico. Forse perché è diventato un po' d'élite anche il mercato del Capo, non lo so, dico, questa è la mia sensazione. E se prima questo mercato era una strada del risparmio, adesso invece l'inflazione ha cambiato tutto. Il popolo palermitano tengono un pochettino a comprare meno cose per la crisi che c'è. Però la gente viene di meno rispetto a prima. Però grazie al turismo, ringraziando a Dio, che qualche cosina si riesce a vendere. Cosa dice la gente? Che magari è aumentato qualcosa? È aumentato tutto, il doppio, non è che è aumentato qualche cosina. È
puntato tutte e doppie. Soddexano il suo caso bello, soddexano. Ragazzi. Parliamo adesso di viabilità. 2 dei 5 lotti dell'alta velocità fra Palermo, Catania e Messina sono in ritardo e il Ministero ipotizza di dirottare altrove i fondi del PNRR per evitare il rischio che vadano perduti. Ancora Maglio Viola. Niente alta velocità fra Palermo, Catania e Messina e fondi del PNRR a rischio. I ritardi sul fronte dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanno costringendo il Governo nazionale ad una riflessione sull'assegnazione delle risorse per il potenziamento della linea ferrata dello Stivale. Mancano 3 anni al termine ultimo del 30 giugno 2026 imposto dall'Europa per completare le opere previste, ma molti progetti sono ancora in alto mare. E fra i lavori fermi c'è il progetto Alta Velocità Palermo-Catania-Messina. A Roma pensano dunque di spostare somme per 6 miliardi di euro da questi progetti fermi o in ritardo ad altre opere. Ci sono non soltanto la TAV in Sicilia, ma anche il raddoppio della Roma-Pescara. L'elenco è lungo. Per la Sicilia si tratta di 2 dei 5 lotti dell'alta velocità Palermo-Catania-Messina. Quasi metà della tratta mostra ritardi e le risorse potrebbero essere destinate ad opere in fase più avanzata o con maggiore fondi, come la tratta ferroviaria Napoli-Bari, dotata già di un finanziamento di 840 milioni di euro. Stesso destino per i fondi del progetto Pugliese, che potrebbero andare invece alla linea ferrata Battipaglia-Taranto o a quella Orte-Falconara che unirà il Lazio alle Marche. Nei giorni in cui il governo nazionale festeggia dunque l'avanzamento dell'iter del ponte sullo stretto di Messina, il rischio è che qualora l'opera fosse realizzata i treni sbarcati in Sicilia si troveranno poi costretti a rallentare sensibilmente, vanificando praticamente tutto. E sulla vicenda è intervenuto il vice premier e ministro Matteo Salvini che, commentando le notizie sulla revisione della parte del PNRR sulle ferrovie, ha detto che sono 60 i miliardi a disposizione del Ministero delle Infrastrutture per il piano di ripresa e resilienza e non sono a rischio. Anzi, ha aggiunto Salvini, siamo in anticipo su tanti cantieri. Fissato per il 15 settembre prossimo il termine per presentare le offerte per rilevare lo stabilimento ex Bluetech di Termini Imerese. L'obiettivo è reindustrializzare tutta l'area. Marco Gulla. Il 15 settembre alle ore 13, questo è il termine per presentare offerte per l'acquisto dello stabilimento ex Bluetech di Termini Imerese. Lo stabilimento nell'area industriale della città dell'Interland di Palermo viene da anni di difficoltà conseguenti la dismissione dell'impianto di produzione di automobili Fiat. Poi il capitolo Bluetech che si è rivelato un fallimento per tutta l'area. Una telenovela a puntate. Lo scorso 4 aprile è stato infine siglato un accordo di programma con il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si spera in una svolta. Chi si aggiudicherà l'acquisizione potrà inoltre contare su contributi per 105 milioni di euro necessari anche per la riassunzione del personale. La pubblicazione del bando deve rappresentare una soluzione industriale concreta per l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. 11 anni di annunci e fallimenti. Per queste ragioni verificheremo concretamente l'evolversi di questa procedura. È chiaro che il governo regionale e il governo nazionale di Invitalia devono fare attenzione a quelli che saranno le aziende interessate per reindustrializzare Termini Imerese. Reindustrializzare un'area che soffre da troppi anni. Noi auspichiamo che le proposte fin qui arrivate a livello interlocutorio diventino manifestazioni di interesse vincolante affinché si possa finalmente ripartire su quel territorio, affinché i lavoratori che da anni aspettano di poter ripartire con il lavoro possano avere effettivamente una possibilità. Sono 3 i gruppi industriali che hanno mostrato pubblicamente un interesse per un sito industriale che oltre allo stabilimento ex Fiat comprende anche la fabbrica di piccola lastratura e il sito Plastic Components, già Magneti Marelli. Primo vero weekend di mare in Sicilia, andiamo alla playa di Catania. Ieri aperta la prima spiaggia libera, la numero 3, la prossima settimana toccherà alle altre 2 e ai solarium della Scogliera. Eva Spampinato. Prima giornata di mare? Prima giornata di mare, sì. Siamo venuti alle 7. Come avete trovato la spiaggia? No, abbastanza pulita, sì. Dalle prime ore del giorno è un susseguirsi di arrivi e teli stesi sulla sabbia qui alla playa di Catania. Siamo nella spiaggia libera numero 3, Stromboli, che questa mattina ha ufficialmente aperto i battenti dopo gli interventi di rigenerazione, bonifica e l'allestimento dei servizi. Punto bar attrezzato, docce, bagni, salvataggio in mare. Io facevo altre spiagge sinceramente, però
mi hanno invitata a venirci, mi sono trovata bene e ci ritorno. Oggi è un ottimo giorno per fare il primo bagno. Crema protettiva, perché dobbiamo fare vedere ai professori che non siamo andate al mare, quindi ci dobbiamo coprire. E se c'è un segnale inequivocabile che indica che siamo alla playa, è questo. Passa cocco bello che gioia ti fa e dimmi quando cocco vuoi. La spiaggia è ampia e pulita, sono presenti punti di raccolta differenziata diffusi, ma adesso dovranno essere i catanesi e chi usufruisce della libera numero 3 a mantenerla pulita. Finalmente posso dire che la spiaggia viene un po' più curata. E stare attenti a chi butta cartacee, cose eccetera e prendere subito la multa senza aspettare all'anno prossimo, e così forse la gente, come dire, impara. Martedì prossimo toccherà alla spiaggia libera numero 2 Vulcano aprire le porte per il mare libero della playa con gli stessi servizi e una vasta area parcheggio. Domenica 18 sarà la volta della libera numero 1 Etna, la prima del Viale Kennedy provenendo dal Faro Biscari. Sul fronte solarium entro metà della prossima settimana sarà operativo il solarium di Piazza Sciacca proprio di fronte a Piazza Europa e la discesa a mare per disabili di San Giovanni Licuti, che quest'anno ha anche una piattaforma molto più ampia e una progettazione più sicura e confortevole. Una pausa adesso per noi, torneremo fra poco con la pagina sportiva. Ben ritrovati per la pagina sportiva. Il Catania SSD cambia ufficialmente denominazione, diventa Catania Football Club, società a responsabilità limitata. Un passaggio obbligatorio dovuto al salto dal campionato dilettanti a quello professionistico di Serie C, l'adeguamento statutario e la modifica della ragione sociale, operazioni necessarie per l'iscrizione al torneo 2023-2024, sono stati disposti davanti al notaio dall'assemblea straordinaria del club. La FIGC ha subito riconosciuto la nuova denominazione. Domani si aprirà intanto una settimana importante per i rossazzurri, possibile l'annuncio dell'allenatore con Tabiani e Javorčić in pole per la sostituzione di Ferraro. Andiamo adesso a parlare di beach soccer. Il Catania Beach Soccer si è qualificato per la finale di Coppa Italia. I rossazzurri hanno vinto nettamente con il punteggio di 4-0 la sfida con il Città di Milano, valida per la semifinale. Dopo un primo tempo equilibrato si decide tutto. Negli ultimi due periodi il Catania va in vantaggio in avvio del secondo parziale e legittima la vittoria con 3 reti nell'ultima frazione. In gol Farigna, Catarino, Zurlo e Giordani. Oggi alle 18 la finale con Pisa. Le due squadre, lo ricordiamo, si erano affrontate 9 giorni fa nella finale di Supercoppa, vinta dai toscani. Bene, è tutto per questa edizione. La prossima alle 13:30. Vi lascio alla rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. Grazie per averci seguito. Un buon proseguimento di giornata.